La mobilitazione di protesta, cominciata dopo l'inchiesta della Procura di Venezia, non si ferma. Di fronte al municipio di Mestre è apparso un ufficio mobile aperto al pubblico pronto a raccogliere qualsiasi tipo di dimissioni. In cima alla lunga lista delle più svariate categorie che possono compilare la pratica in carta semplice o in bollo, ci sono la carica di sindaco, assessore e consigliere comunale. Ma soprattutto attraverso un modulo prestampato si possono dare le dimissioni da cittadino accondiscendente per annunciare il proprio passaggio da chi sta in silenzio a chi vuol far sentire la propria voce. Le lettere sono disponibili per chiunque lo desideri. Andando bene, ieri ne abbiamo raccolto una cinquantina, sono tutti cittadini dimessi, nel senso dell'aggettivo del termine, però combattivi, perché tutti mi dicono ma io veramente non sono mai stato zitto, sì, però adesso è il caso di alzare la voce sul serio. E quindi quando quest'urna sarà piena di dimissioni le consegneremo al nostro primo cittadino sperando che l'esempio dei suoi cittadini lo porti a fare il passo. 2 settimane fa, di fronte a Ca' Farsetti, si è tenuta la prima protesta silenziosa di richiesta dimissioni del sindaco e della giunta. Accanto all'ufficio dimissioni mobile di Mestre si tiene un'iniziativa con la stessa richiesta, ma parlata, in via Palazzo. L'amministrazione deve capire che la gente non se ne va. E ce ne siamo andati a casa, certo ieri ci ha raccontato le favole, io sono innocente, sono bravo, ha fatto scrivere la sua relazione dai suoi avvocati perché erano tutte legali le cose, ma è un sistema che la magistratura ha detto il sistema Brugnaro, cioè senza la democrazia. La gente deve tornare a partecipare, a stare col fiato sul collo alle istituzioni.